Un grido d'allarme in difesa del paesaggio veneto composto da almeno 10.000 voci e il numero delle osservazioni che secondo i comitati cittadini saranno raccolte entro luglio, quando scadranno i termini per presentare osservazioni al piano regionale territoriale del Veneto. Un testo adottato dalla Giunta il 17 febbraio scorso che secondo le associazioni contraddice i suoi stessi principi ispiratori. È una ulteriore colata di cemento che assorbe le altre senza negarne nessuna e le amplifica, che lascia mano libera alla Regione per i grandi interventi esautorando i comuni e che lascia in compenso liberi i comuni di fare il macello che vogliono sul resto del territorio. Principi e obiettivi che dovrebbero indicare regole ferree a favore della sostenibilità ambientale e sociale, invece secondo i comitati la Regione non si è assunta questa responsabilità. Si lascia comunque tutto come prima per quanto riguarda i piani regolatori che nella stessa relazione di piano si dice consentiranno per i prossimi 10 anni qualcosa come altri 750 milioni di metri quadri di nuove urbanizzazioni. Dopo l'incontro in mattinata con le opposizioni in Consiglio regionale si è deciso di organizzare iniziative per coinvolgere il più possibile i cittadini, già fortemente sensibilizzate nel veneziano le aree della Riviera del Brenta e di Tessera, interessate dai grandi insediamenti come Veneto City e Marco Polo City. Proprio da queste zone infatti sono pervenute il maggior numero di osservazioni finora raccolte. Noi contiamo di avvicinarci alle 10.000 osservazioni, ma i cittadini che vogliamo coinvolgere nei nostri ragionamenti, nelle nostre critiche, nelle nostre proposte sono molto di più di questi.